Al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, nona puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Siamo qui sulla Mongolfiera. Sulla Mongolfiera oggi non c'è Rossella, ma abbiamo Daniele Scarpa. Ciao Daniele. Ciao, buonasera a tutti. Buone Bene, feste. Daniele mi accompagnerà questi primi 15-20 minuti e parleremo, se c'è Daniele, si parlerà di Olimpiadi. Cominciamo subito col primo brano per dopo parlare di Olimpiadi. Bene, CT Band con le musiche natalizie. Allora passiamo subito al primo ospite. Come avete già sentito è Daniele Scarpa, campione olimpionico di Atlanta 96, no Daniele? Sì, olimpionico 80-96 perché ho vinto le 2 medaglie, ma olimpico 84, 88 e 92. Sì, io parlavo appunto delle medaglie. La differenza tra un
olimpionico, olimpico, diciamo, è quando prendi la medaglia, sei un olimpionico, poi Nikos da metallo vuol dire vincere il Ah, medaglio. allora devo Invece cambiare. olimpico solo colui che partecipa e al massimo becca la Mm. medaglia di legno, che è il quarto Ah, posto, come succede. allora devo cambiare la scritta perché ti ho scritto campione olimpico, invece devo scrivere No, olimpionico. no, è giusto dire, o si dice olimpico, oppure campione olimpico, oppure olimpionico. Ah, vabbè, allora ci È siamo. sbagliato. Allora, perché col Daniele? Perché siamo vicini alle Olimpiadi, no? Tra un mesetto, a marzo, a febbraio mi pare iniziano. Credo che siano il 6 febbraio, sì, Se, 6 se febbraio l'inaugurazione. l'inaugurazione a Al stadio di Milano Milano, per le Olimpiadi invernali, già questo fatto di Milano, Cortina, a Milano le Olimpiadi invernali, però sono state aggiudicate anche a Torino, quindi ci può stare. ricordo per chi un po' di memoria, ma parliamo quasi 30 anni fa, che nel mio periodo in cui sono stato consigliere comunale a Venezia, quindi 97-2001-2002, rappresentai Venezia e il sindaco Cacciari al contenzioso, diciamo, alla presentazione c'era Venezia che si candidava per le Olimpiadi del 2006 con Torino. Ma però Ovviamente Olimpiadi Torino, estive? no, Ah, invernali. invernali. Ah, Sì, perché poi Cacciari giustamente mi disse: Daniele, mando te perché chiaramente io non voglio, però sappi che vincere a Torino, e io chiaramente ero convinto che avrebbe vinto Torino, anche perché il dossier che avevo in mano non era all'altezza di una presentazione olimpica, ma fu fatto, quindi diciamo. Poi c'è stata un'altra candidatura di Venezia, di Cortina quella volta lì, ma parliamo del 2000, oddio, vabbè, 2009, 2010, insomma un po'. Ci poi sono state 2 candidature regionali del nostro per le Cor- Olimpiadi. Cortina che ha Quest'ultima già ha avuto fatto comunque Olimpiadi nel 56, mi pare. 56, Mm. 56. E la fiaccola olimpica è già arrivata, è stata accesa in Grecia, per niente, non a caso ho messo il francobollo greco all'inizio che illustra i nostri ospiti. Sulla scena E, biologica viene accesa la luce, la fiamma con una direzione convergenza di specchi, quindi l'accende il ah, sole su questa piana, si accende questa fiamma che poi reputano fiamma sacra e viene trasportata con 2 lanterne e viene portata nel luogo e poi verrà depositata finale che è il baccello olimpico. bene, e viene portata viene accesa su questi TEDA, ho scoperto, che si chiamano TEDA. Da qui i tedofori, e di cui tu sei un partecipante. Come hai fatto a essere Come ho fatto? Bella domanda. Allora, vi spiego come ho fatto. eh, Intanto, nel 2006 io non portai la fiamma a Venezia, ma fui scelto tra quei, siamo stati una ventina di angioletti bianchi campioni olimpici che all'apertura dei Giochi Olimpici a Torino hanno anticipato la Carla Bruni che portava la bandiera, quindi abbiamo questa bella sfilata. Io, mi si vede bene, ero tutti vestiti da Giorgio Armani, lui in persona venne a metterci l'ultima velo. Eravamo delle vessali, diciamo, olimpiche, un freddo che non vi dico, battuto le brocche, che non, era stato meno 10 quella serata. Me la ricordo ancora. E poi quest'anno, no, l'anno scorso anno, l'amico Matteo Zanotto, che è un veneziano ai vertici del CUS Italia, del CUSI, molto noto, mi fece una telefonata ed era rappresentante del CONI regionale, mi disse: Daniele, posso candidarti come tedofono? Ho detto: fai quello che vuoi, se puoi candida anche Sandra che forse merita più di me. E così mi sono trovato che mi è arrivata l'applicazione per partecipare. ah, Così è nata la mia bene. scelta. E quando hai questo onere e onore di portare la fiamma? Scusate, avrò l'onore e l'onere, ma l'onore di portare la fiamma il 22 gennaio a Venezia, Mm. quando la fiamma arriverà alla città di Venezia, che inizialmente mi è arrivato col nome di Città Treviso, poi ho detto forse siamo scambiati, siccome ho un fratello Scarpa che vive a Treviso, mi hanno scambiato con quello Scarpa lì, invece poi abbiamo rimediato subito che
Ma devi correre anche con la fiamma? Allora, è tutto segretato, Ah, nel quindi... senso che non so, è talmente segretato che nemmeno io lo so, 20 giorni prima nell'applicazione. Ah, nell'applicazione, vi Eh, spiego, è stata anche simpatica perché mi aspettavo che almeno i campioni olimpici avessero, non dico, ma andavo in cerca di un numero di telefono, ho detto c'era uno che hanno messo in una segreteria che risponde con la voce, no, abbiamo un avatar, praticamente tutti i colleghi mm, e parli con questo avatar dall'altra parte e tu devi compilare la scheda, non c'è nessuna, non nascondo che mi sono anche un po' risentito di ah. questo trattamento, ne parlai col presidente Malagò, il quale mi disse, sai Daniele, purtroppo è una cosa che viene gestita così, non posso farci niente. Va bene, ho detto tutto qui. Ascolta, beh, insomma, è un segnale importante, no? Portare questa fiamma che ha il suo simbolo, no? Beh, Tra... sicuramente portare la fiamma è una sua sacralità, è un gesto eh, sacro, è una cosa che non va, anzi è un privilegio per chi riesce a portarla. Decisamente sarebbe un qualcosa che dovrebbero fare solo le persone che hanno che si distinguono nello sport, perché è lo spirito olimpico che porti. Ma esatto. sappiamo bene che ormai la fiamma è diventata quasi una kermesse di un certo tipo, di conseguenza ci sono dei sponsor dietro, non facciamo i nomi perché non ci sponsorizzano, ma sapete, grandi marchi che sostengono anche le Olimpiadi e questi un po' fanno la padrona e dettano le condizioni anche a chi organizza le Olimpiadi. Ascolta, ma allora il simbolo delle Olimpiadi è ancora attuale oppure sta diventando, sta scemando un po' dall'idea iniziale di 100 anni fa? Allora, le Olimpiadi moderne sono nate nel 1896 da questa idea di Coubertin, il quale disse importante partecipare e non vincere, che è una balla Ah, stratosferica, lui disse. Venne trasformata così il detto, ma invece le Olimpiadi è proprio la sfida, quello che non si può fare con le armi si fa sui campi da gioco. Infatti, le Olimpiadi anche sono nate nel 796, credo, avanti Cristo. Erano un momento di giochi che si servivano tutte armi di battaglia, quindi corse equestri, dispute con le spade, momenti di forza proprio per esaltare le prestazioni di atleti che non erano altro che guerrieri. però Nella trasposizione moderna l'Olimpiade mantiene sempre quel focus di poter prevalere sugli altri, dimostrando che anche nello sport eccelli perché ti dimostri una nazione che ha più capacità delle altre. Questo è un po' lo spirito olimpico. Tutte le altre cose, insomma, vengono così di contorno. sì, però diciamo che all'epoca si fermavano anche, no, tutti gli atti di guerra che La c'erano tregua, in era quel la tregua momento, olimpica, quindi cose la che, tregua olimpica. cose che adesso invece no, si lasciano andare, insomma, ci sono un po' di No, guerre. no, 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 ti correggo, non Mm, è così, è stata firmata alcune settimane fa il CONI, scusi, all'ONU, andò proprio Malagò in persona, che è presidente della fondazione, a rappresentare proprio, a chiedere la tregua olimpica, è stata firmata da più di un 160, cioè quasi tutti hanno aderito a questa tregua, che poi questa tregua olimpica sia più simbolica che fattiva, è inutile che ci ah, nascondiamo dietro un dito. Comunque è stata firmata la tregua olimpica. ascolta, tu hai fatto 4 Olimpiadi, 3 Olimpiadi, 4. Ne ho fatte 4, ho rischiato di 4. farne 5. Esatto, cioè hai provato a... Mi ricordo ci sono dei L'ultima che ho video fatto in io, giro che ti... 2008. che... Ho tentato Pechino 2008, esatto. a Insomma, 44 eh, anni, quindi una data un po'. 4 Olimpiadi, quindi 16 anni in giro, sempre sulla cresta dell'onda, è il caso di dire, proprio visto il tuo sport. E, difficoltà non nel partecipare, ma di inserirsi ad ogni Olimpiadi.
perciò ogni Olimpiade tua era una novità sempre, oppure dicevi, beh, insomma, sono già esperto, ho già fatto questo, quello e quell'altro, oppure ogni Olimpiade c'era sempre quel brivido di novità, insomma, di voler fare, di vincere. Ma allora, cerchiamo di capire. Io vengo da un paese, da una località, ma un lembo di terra che ora è conosciutissimo grazie alla grande pubblicità che se ne sta facendo, ma fino a pochi anni fa su Wikipedia ricordo, ricordo che tu andavi a mettere i Cavallini Tre Porti, paese natale del campione olimpico. E la sera un po' andavo anche orgoglioso, Ah, dicevo, sì. ma guarda, mi ricordo in Wikipedia che Cavaliere Tre Porti perché ha dato in... è il mio paese, non citava pomodori, non citava campeggi, non citava plein air. Poi è sparito, giustamente, perché sono sopraggiunte cose più importanti, la via del respiro, e i numeri, milioni di turisti Che pestano. finalmente, soprattutto quelli italiani, hanno scoperto il nostro territorio. Questo mi ha fatto da una parte lusingato e piacere, dall'altra mi fa riflettere perché, e lo ripeto e non smetterò mai di ripetere, noi abbiamo un record unico al mondo che non ci batterà nessuno, lo ricordo a chi ci ascolta. Hanno portato, che non c'ero, nel 52 ad Helsinki 12 persone dello stesso sport all'Olimpiadi di Helsinki del canottaggio, e credetemi, non c'è città al mondo, metropoli che abbia fatto qualcosa del genere, ma non ci riusciranno mai. Ma soprattutto la cosa veramente unica di quella partecipazione fu che quei 12 che andarono a quelle Olimpiadi 3 anni prima erano dei contadini regattanti in piedi, presi nei campi dal mitico all'epoca giovane allenatore, già era un Becker, detto in veneziano, un Costantini. macellaio, Costantini Mm. Bruno, che non dimenticherò mai di ringraziarlo, che prese per i campi a Saccagnana, Lio Piccolo, perché quella lì era la zona dove la gente lavorava, finita la guerra, morti di fame, nerburuti, uno alto, uno basso, uno gobbo, uno detto il gobbo proprio perché già era Pacion, Capon, scusate, no Pacion, Capon, Uno anche senza Ottorino dita. Capon. Uno senza dita aveva scoppiata una bomba, l'altro aveva 16 anni, Savino Costantini, Savino Cimarosto, scusate, sto Cimarosto. andando in tempo. Cimarosto, che è l'ultimo dei viventi di quei 12, e lo saluto se mi ascolta, e li portò, però aveva una caratteristica: tutti quanti sapevano tutti vogare in piedi, e credetemi, vogare in piedi, l'arte della voga in piedi è eccezionale, perché ti insegna la dinamica del movimento, la cinematica del movimento, proprio la capacità della sensibilità propriocettiva del movimento che nell'impugnare un remo. Morale, questi li mise il primo anno su una Iole 8, che è l'imbarcazione 8 posti larga, poi li mise su un outrigger fuori scalmo, che sarebbe quella competizione ma tutta sgangherata, e quindi 49, 50, 51 vinse le selezioni, in 3 anni andarono alle Olimpiadi. Questo Certo. non vinsero medaglie, precisiamo, ma, e non so se andarono anche, ma il fatto che in 3 anni riuscissero ad andare in 12 alle Olimpiadi fu per me, io che sono uno sportivo, dico, è come se avessero vinto l'oro. Certo, anche perché avevano l'8 e però c'era anche una Iole a E il 4, 4 no? con, E il l'8 4 e 4 con... con Amedeo Scarpi, adesso non mi ricordo tutti i nomi, ma No, insomma, vabbè. però ancora prima di quei 52, noi nel 36 abbiamo avuto Bergamo Santin, e Esatto. Bergamo, non so se fosse stato tuo nonno, Sì, mio nonno. no, tuo nonno fu, non vinse le Olimpiadi 36 a Berlino, ma sapete perché l'aneddoto? Perché Faceva loro freddo. hanno vinto gli europei l'anno prima, poi gli hanno vinto, perché si sono fermati al Gran Padese, No, pensate no, avere... no, 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 quella è una No, balla, non te è lo vero. dico, no, Ah, te lo dico allora, io. la Quella, leggenda dice quella- che, dimmi tu la verità allora. la verità non è quella che si sono fermati allo striscione, hanno fatto proprio una gara pessima la Ah, finale. boh, allora, Hanno fatto una gara pessima alla finale, basta vedere un po' i tempi anche degli intermedi. Il fatto è che io so che mio nonno soffriva tanto il freddo e quella giornata là, il 16 agosto del 36, a Berlino, a Berlino faceva un freddo cane
e erano 5 gradi, una cosa del genere. Insomma, era tempo, vento, freddo, le onde Non me la erano... posso immaginare, sei ghiacciato, dai. Esatto, e quindi non ha fatto una prova, anche perché poi gli hanno appunto, gli avevano battuti, erano sempre loro le due barche che vincevano per quattro Vincevano, anni, ma perché si alternavano? europei, esatto, si alternavano, una volta vincevano loro, una volta vinceva mio nonno, l'imbarcazione di mio nonno con Santin, e niente, erano i più forti del mondo perché all'epoca i mondiali non c'erano e si correva così. Poi c'è stata la guerra che ha fermato un po' tutto e quindi niente. Quindi abbiamo uno storico prestigiosissimo per un paese, non so quante anime c'erano nel Beh, all'epoca 36, ci ma saranno state pensate, massimo 3.000 persone, penso. comprese le galline, Eh, se vogliamo dire. Forse c'erano più no, militari che abitanti, sì. questo è vero. Ma prima ancora a Venezia, pensate che tutta la provincia di Venezia, e parliamo di Voga, sia canottaggio che canoa, ci sono state dal 1896 ad oggi solo 2 medaglie d'oro olimpiche, una nel 1920 ad Anversa, Eugeni Scattorini al Duecon, per sempre rappresentanti a Bucintoro come club nautico veneziano. Poi venne, va bene, sempre tuo nonno con Santin che gareggiavano sempre a Bucintoro, Querini, adesso non so E se mi ricordo. cambiavano, Sì, c'erano ma a seconda, delle... perché quegli anni lì era spesso cambiare a seconda di chi gli dava la paga, perché venivano pagati e c'erano dei mecenati, ecco perché la Voga era diventato uno sport d'élite, perché ci si prestava sul pagamento, correva una volta per quella maglia, una volta per l'altra. Ed era uno sport che ti potevi mantenere anche una famiglia. Dopo il 36 ci sono state le Olimpiadi del 52, quei 12 abbiamo detto, poi parlo di tre portini, Poi nel nel 60, mi 60, pare, nel 60 a Roma con Berton, il Cavaliere Bertone Annibale, poi, poi basta, basta, non ho ricordi. poi tu. Poi sono arrivato io, sto ragazzino di Tre Porti, mi chiamava Sparesea perché ero Mm. alto e magro, e a 12 anni autodidatta, ma anzi autodidatta, io ho cominciato per caso perché nell'inverno del 75 mettemmo a posto una Iola a 4 sotto il capannone della locanda da scarpa, che cioè, non era come oggi. E lì tutto l'inverno lo passai a grattare legni e a dare una mano ai miei fratelli, col gatto Sanea, con Savino che dava una mano, Roberto e Paolo i miei fratelli, a aggiustare staiole. Poi quando ci fu l'inaugurazione, maggio 76, ricordo a chi ci ascolta, maggio 76 fu rifondata la Canottieri dei Porti, nata nel 49. Detto questo, mi misero a timonare sta barca, ma io ero un ragazzino che voleva fare qualcosa. Allora Savino disse, io ho fatto anche canoa, era uno di quei 12, prova ad andare in canoa. Mi diede una canadese, ma la canadese monopana non, insomma, la dovevamo Era per difficile giocare. anche, no? La No, canadese. non era No. difficile, non era difficile, ma non mi dava quella brezza. E poi ci fu il kayak. Allora mi diedero un kayak delle Olimpiadi 60, quindi legno sopra, sotto e tela sopra, per imparare a pagaiare. Ma anche lì era un po' all'inizio, un po'... Non era facile per un ragazzino autodidatta e mi portarono, pensa, mi ricordo il 20 giugno del 1976 a fare una gara alla Diadora al Lido. Arrivai ultimo, avevo 12 anni, ma quello che è stato bello è che poi sono andato a vedere negli anni successivi, cioè mi hanno fatto gareggiare con dei ragazzi molto più vecchi di me e io non dovevo andare in quella categoria. Morale, io tornai molto abbattuto da questa gara, riuscii ad arrivare senza cadere in acqua. Mi vergognai tanto e dissi basta, mai più, ora imparo bene ad andare in canoa e poi vediamo. E lì ho cominciato da solo a girare per i canali su e giù, a fare il giro di Portoseco, Sacagnana, una briquea sì, una briquea no, e mi presentai a settembre sempre lo stesso anno a una gara mestre. 2000 metri, parto, mi dicono, mi raccomando, sta qui primi, e a un certo punto, dopo la partenza, mi trovo io con Alessandro Ghezzo, lui davanti e io dietro, perché detto sta qui primi, arrivo secondo, attaccato. Il che esultarono tutti, in primis Savino mi aveva portato e mi fa, ma che bravo, ma come hai fatto ad arrivare secondo? Ma io ho detto, sinceramente, io avrei voluto anche vincere, ma avete detto di stare dietro e io sono rimasto dietro.
E lì tra gli tagli tutti e tra la perplessità ho detto: "Ma no, ma la prossima gara libero". Allora dalla settimana successiva ho cominciato a mettere la punta avanti e poi hanno detto: "Ma chi allena 'sto ragazzo?" Perché a un certo punto tutti chiedevano: "Ma chi è l'allenatore?" Non c'era un allenatore, perché Savino loro mi portavano a fare le gare, ma mi ero autodidatta. E allora Berton mandò questo Bruno Costantini, ecco questo è il È qui nesso. che ritorna appunto E qui la che figura di c'era Bruno. Bruno Costantini che lui lo mandarono a vedermi, mi ricordo ancora, mi vide in azione, tornò da Nibali e disse: "Questo un giorno vincerà le Olimpiadi, è l'uomo giusto". Non so se me l'ha tirato o no, Mm. fatto sta che 76 dopo nemmeno 8 anni andai alle Olimpiadi a Mm. 20 anni di Los Angeles, però lui venne a mancare, qualche anno prima, non ebbe la gioia Bruno di vedermi alle Olimpiadi, però, fu lui che mi poi guidò come mentore soprattutto a Certo. questo percorso. Va E bene. Annibale che mi sponsorizzò all'epoca perché Beh, non c'erano qua, soldi. sì, qua potremmo fare un podcast di tutti questi appuntate Ah beh, sulla voga qua in ho laguna. intenzione di scrivere Eh. un bel libro sul mio percorso, sportivo e olimpico, con aneddoti di storie, ne avrei anche tante da scrivere, epiche, belle e anche Va abbastanza, bene, come dai. sai, però Esatto. Vabbè, intanto la allora memoria non mi manca. il 22 gennaio sei, boh, come arriva questa fiaccola? Allora, posso solo dirti che il 22 gennaio la fiaccola sfilerà a Venezia e io non so ancora dove, quando, a che ora. Vabbè, allora lo Abbiate scopriremo pazienza di- verso il 2-3 con l'anno gennaio nuovo. per avere notizie più certe. Va bene, Daniele, ascolta, ti ringrazio per questa chiacchierata e ci sentiremo allora anche prima, un po' di giorni prima della Va fiaccola. bene, Va buon, grazie piacere mille. mio. Ne Ciao, approfitto per fare gli auguri a tutti, buone auguri feste anche a e te e ricordiamoci bene. È Natale. ciao. Grazie Luigi, saluto a tutti. Grazie a CT Bandland con Jingle Bell. Passiamo subito col nostro secondo ospite nella nostra mongolfiera del Giro del Mondo in 80 giorni. Abbiamo con noi Giuseppe Pietrobelli, giornalista e scrittore del Fatto Quotidiano. Ciao Giuseppe. Ciao a tutti, buonasera e buon Natale.
Allora, perché abbiamo chiamato Giuseppe per restare sempre in tema olimpico? Perché è uscito da giorni con il suo lavoro una montagna di soldi, sprechi incompiute e affari, lo scandalo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Giuseppe, ma ci sono tanti scandali su questa Olimpiade? Rido già. Ne ho, ne ho collezionati parecchi. Non si tratta solo di scandali giudiziari, che sono gli scandali classici. No, ma si tratta di contraddizioni, di bugie, di Mm. sprechi, di soldi spesi, di promesse non mantenute. Sì, Purtroppo queste Olimpiadi sono, secondo me, un no. calvario e così proprio una catena di contraddizioni. Io ho Olimpiadi che scritto all'inizio dovevano costare zero, no? Dicevano. difatti il filo conduttore della mia ricerca è proprio quello dei soldi, per quello ho fatto il titolo Una montagna di soldi, perché si stanno spendendo, anzi, perché non è, troppe risorse, si stanno spendendo risorse pubbliche. Possiamo distinguerle in due parti. La prima parte è quanto costa organizzare le Olimpiadi. Organizzarle, chi è il soggetto che le organizza? È Fondazione Milano Cortina, una fondazione a suo dire di natura privata, in realtà è composta tutta da enti pubblici, i ministeri delle infrastrutture e dell'economia, le due regioni Lombardia e Veneto, il CONI, province autonome di Trento e Bolzano. Questo è il soggetto attuatore, il comitato organizzatore delle Olimpiadi. Per organizzarle spenderà 2 miliardi di euro. Soltanto che nel budget iniziale. Nel piano di candidatura era previsto 1,5 miliardi. E si diceva non ci sarà un euro pubblico di soldi pubblici perché saranno pagati queste spese di organizzazione con 3 grandi filoni. Uno i diritti televisivi, il secondo gli sponsor e quindi il Comitato Olimpico Internazionale, e un terzo filone, più o meno un terzo, 550 milioni, dagli sponsor nazionali, dai biglietti, il merchandising, la vendita di gadget, eccetera. In realtà hanno scoperto a giugno che invece costeranno 2 miliardi organizzarli. Anche perché ci sono tanti lavori che con le Olimpiadi, diciamo, non hanno poco a che fare, no? Sì, però questa prima parte dei 2 miliardi è solo per organizzare le Olimpiadi. Ok. Cioè per le gare, portare gli atleti, predisporre gli impianti di gara, ma non quelli fissi, quelli che poi verranno Quelli mobili. rimossi. Anche perché appunto leggevo della pista di patinaggio, no? Che hanno preparato una pista di patinaggio, però all'ultimo momento ne fanno un'altra. In realtà le piste di patinaggio sono 3 che giocano, perché avrebbero dovuto farle a Baselga di Pinè. Poi hanno scoperto che avrebbero dovuto costruire la copertura per essere in linea con i dettami del Comitato Olimpico Internazionale, solo che è uscito un progetto da 170 milioni di euro solo per coprire l'impianto, ristrutturare l'impianto già esistente. E allora si è aperta una disputa fra Milano e Torino. Torino dice la posso fare io all'Oval che già ospitò le gare per le Olimpiadi del 2006. Milano ha detto no, lo facciamo noi, e si sono tirati uno da una parte e uno dall'altra. Alla fine chi l'ha vinta? La ricca Fiera di Milano, che ospita nei suoi padiglioni la pista per il patinaggio. E quindi Baselga di Pinè è rimasta fuori, ma riceverà ugualmente i soldi per fare interventi di restauro. Il patinaggio si disputa a Milano. Fiera Rho con imponenti investimenti privati, in questo caso a carico della fiera, mentre l'allestimento sarà a carico del comitato organizzatore delle Olimpiadi, quindi Fondazione Milano Cortina, costerà sempre 30-40 milioni di euro solo per un impianto che poi sarà tolto. Sì, e quindi Torino
con un altro paradosso che la terza pista possibile, che era quella dell'Oval di Torino, non la usiamo noi, ma chi la useranno? I francesi nel 2030, perché la prenderanno in affitto la struttura per realizzare lì la pista, per non doverne costruire loro una sulle Alpi francesi Questa è la per il, pista per il per il pattinaggio. pattinaggio. Ma il Mentre, pattinaggio veloce, la velocità di pattinaggio, sì. certo, mentre, Non il pattinaggio di figura. sì, sì. E mentre la pista di bob, anche quella ha tutta la sua storia, la sua, no, doveva essere fatta, c'era Innsbruck, mi pare, se non sbaglio, che si era data disponibile a prestare la loro e quindi un costo veramente Anche poco. sulla pista da bob sono state in gioco tre ipotesi. La prima, fare la pista a Cortina. La seconda, restaurare la vecchia pista di Cesano Torinese, Sì. che fu utilizzata nel 2006, e la terza invece utilizzare la pista già esistente di Innsbruck in Austria. Alla fine ha prevalso la linea del Veneto, diciamo, anche del governatore Esatto, Zaia. diciamo che era più una linea politica che, no, È una linea politica perché per il Veneto si è schierata la Lega, quindi l'asse Zaia è il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini. Per il recupero della pista piemontese invece si è schierata Forza Italia, perché lì c'è il governatore che è di Forza Italia, Cirio. E la terza pista invece, quella di Innsbruck, era stata sponsorizzata, diciamo, dagli ambientalisti, perché sostenevano inutile costruire una pista, spendere 125 milioni di euro a Cortina, che poi verrà usata da pochi atleti. Esatto, E anche rischia perché di, sono pochissimi gli rischia di, atleti che fanno bob, no? esatto, poche decine. Però in questo caso diciamo che ha vinto lo spirito nazionale, ecco, quindi se vogliamo ha vinto Forza Italia, se vogliamo leggerla politicamente, che non ci stava ad andare all'estero perché sarebbe stata una resa d'immagine negativa. Poi, E quindi no, però quindi, la seconda è la prima sì, parte che dicevo prima dei 2 miliardi di sì, euro è per organizzare i giochi. Invece sono in costruzione opere per 4-5 miliardi di opere infrastrutturali, che sono in parte di opere necessarie per le Olimpiadi, tipo la pista di bob di Cortina, la pista di pattinaggio e i palazzetti del ghiaccio. Questo è il primo filone. Il secondo sono opere stradali e opere ferroviarie. E quindi arriviamo a questa cifra mostruosa di 4 miliardi di euro pagati dallo Stato, a cui si aggiungono 500 milioni del piano Lombardia delle opere olimpiche, in più altre spese delle province autonome di Trento, Bolzano. Ecco, per quello si può dire che la grande torta delle Olimpiadi costerà circa 7 miliardi di euro. però. Allora, il tuo libro è un bell'opus, sono circa 360 pagine, no? 60 Cioè, pagine. ci sono tutti, ho letto anche dei trampolini di Predazzo, no? Che non doveva costare nulla, però anche quelli dopo alla fine entrano nelle spese. Ecco, una costante che io ho trovato nelle opere pubbliche, a cominciare da quelle sportive, è che c'è stata una moltiplicazione di 4, 5, perfino 11 volte rispetto ai costi iniziali preventivati. Pensiamo che per le opere sportive si è detto nel dossier di presentazione serviranno 200 milioni di euro. In realtà sono diventati 950 milioni, quindi è stato moltiplicato per 4 volte e mezzo. Ascolta, quanto hai Per esempio, lavorato? per rispondere alla tua Sì. domanda dei trampolini, i trampolini di Predazzo avrebbero dovuto costare sui 6-7 milioni di euro e costeranno 42-43 milioni di euro, quindi moltiplicati per 6 volte. Il sindaco a me ha detto sì, però avevamo dovuto rifarli, erano vecchi, erano in legno, li faremo in metallo, saranno sollevati da terra, quindi saranno meno
meno soggetti all'usura del tempo degli agenti atmosferici, e quindi adesso avremo dei trampolini nuovi. Anche in questo caso si parla comunque di uno sport Per pochi, di nicchia, certo. che è molto in voga nelle vallate dell'Alto Adige, ma che è pochissimo praticato al di fuori. Ascolta, volevo chiederti due cose sul libro. Allora, quanto ci hai lavorato su per fare tutto questo malloppo e se hai avuto difficoltà nel recuperare i dati, se hai trovato qualche bocca cucita che non voleva esprimersi. Allora, il lavoro praticamente è la sintesi di materiale che ho raccolto nel tempo a partire dal 2019 in poi, quando c'è stata l'assegnazione delle Olimpiadi all'Italia. E partendo dalla pista da bob e quindi dalle strutture di Cortina soprattutto e del Cadore, ho cominciato a ricostruire tutta una serie di documentazione. E quindi il lavoro di documentazione diciamo che si è protratto per 5-6 anni. Poi il lavoro di scrittura è consistito in un 7-8 mesi per scrivere tutte queste pagine, collegare i dati tra di loro. Le difficoltà, nessuno mette a disposizione documenti e dati sensibili, diciamo con una distinzione importante. Gli enti pubblici sono tenuti almeno a una minima trasparenza. Difatti c'è stato un intervento meritorio di una rete di associazioni ambientaliste, Open Olympics, che parte all'origine da Libera di Don Ciotti, che è riuscita a coagulare, a creare una rete di associazioni che hanno chiesto a Società Infrastrutture Milano Cortina di mettere a disposizione tutta una serie di dati. La società, che è Simico, ha aperto un portale dove è possibile trovare tutti i 98 interventi infrastrutturali in corso, perlomeno indicati in modo sintetico, cioè vuol dire costo, localizzazione, quando dovrebbero essere finiti e in che cosa consistono. Solo però in alcuni casi si può entrare nella documentazione specifica, quindi nei progetti, nelle perizie, nelle stime, nella documentazione delle gare d'appalto, perché per esempio molti appalti non sono neanche stati dati con una procedura di gara, perché certo. per importi minori si può fare l'affidamento diretto, oppure in ogni caso quando le gare andavano deserte si è arrivati alla procedura negoziale. Un po' come la seggiovia, no? Che devono costruire a Cortina, che è stata data. Ecco, quello è uno dei tanti scandali, è l'ultimo in qualche modo. Stanno facendo una corsa contro il tempo per chiudere questa seggiovia, che avrebbe lo scopo ufficiale, portare in quota, cioè a Socrepes, 2400 spettatori all'ora, utenti all'ora, per poter seguire le gare di sci femminile alpino, sci alpino femminile. Difatti i biglietti non sono ancora stati messi in vendita perché non si è sicuri che la cabinovia possa essere ultimata. Ma perché è scandalosa? Perché sorgerà su una frana. Certo, esatto. E adesso a un mese, poco più, a 5 settimane dall'inizio delle Olimpiadi, intanto non è ancora completata, stanno mettendo i piloni, installando, ma soprattutto manca ancora il progetto esecutivo definitivo. E manca ancora la dichiarazione di immunità di frana, cioè da dire questo impianto è immune in caso di frane, che dovrebbe essere rilasciata dalla Regione del Veneto. Quindi si procede in base anche alle norme molto, diciamo, elastiche e alle possibilità molto elastiche che sono state garantite ai costruttori delle opere. Si può procedere a stralci, a pezzi, ecco, ma manca ancora il progetto completo. Difatti c'è tutta una serie di aggiustamenti. Io nel libro ho chiamato questa la cabinovia che danza sulla frana, perché avrà la particolarità, che non è una novità assoluta, dei piloni che saranno posizionati con delle slitte in modo da adeguarsi al movimento del terreno verso valle, cioè si sposta la frana, si sposta il pilone, perché il pilone è installato su delle slitte che si possono muovere di qualche centimetro. Ecco, però su tutto questo bisognerebbe avere la certezza, a maggior ragione, della sicurezza, che l'impianto sia sicuro.
Ecco, allora Anche perché, scusa, la sì. sua Socrepes c'è già stata quella frana, lo smottamento del terreno, perché c'erano 3 cantieri in contemporanea e si è determinata quella profonda frattura nel terreno. Allora, Giuseppe, io ti terrei qui sulla mongolfiera e vorrei far entrare i nostri prossimi 2 ospiti, che sono Rocco Pezzulli. Buonasera, Rocco. Buonasera a voi. E Stefano Vaccari, deputato del PD, che è montato con noi nella mongolfiera. Buonasera a voi. Buonasera. E perché abbiamo chiamato? Perché appunto nel discorso del finanziamento delle Olimpiadi è venuta fuori questa idea del Win for Italia Team, no, un nuovo gioco numerico, un gioco d'azzardo, insomma, che dovrebbe finanziare queste parte delle Olimpiadi. Quindi è venuto fuori sul magazine Vita appunto questo articolo che abbiamo subito preso e chiediamo a Stefano Vaccari, che è il responsabile comunicazione della Caritas, il problema che è venuto fuori con questo gioco d'azzardo, se si sposa con le Olimpiadi. Buonasera a tutti. Forse c'è stata una sovrapposizione, diciamo, di ruoli. Sì, scusa, sì. Scusami. Stefano Vaccari, che è il deputato che è all'interno dell'intergruppo parlamentare sulla sensibilizzazione dei rischi del gioco d'azzardo. Esatto. E che cos'è questo gruppo? E dopo passo anche la parola al nostro ospite della Caritas. Questo gruppo, e che cosa ne pensa di questa situazione? Allora, l'intergruppo parlamentare che ho creato più di 1 anno e mezzo fa è sostanzialmente il tentativo di provare a mettere insieme anche sensibilità diverse, parlamentari di maggioranza e di minoranza, per provare a trovare delle sintesi, diciamo, su questo tema, perché è un problema sentito da più parti, perché ha costi sociali, sanitari, coinvolge tutte le comunità del nostro paese, con un impatto in alcuni casi devastante, e quindi, diciamo, serve provare a capire se tra i gruppi parlamentari ci sono delle convergenze per, noi pensiamo, come gruppo del Partito Democratico, mettere un freno all'offerta di gioco da un lato e consentire, diciamo, alle imprese che rimangono sul mercato di poterlo fare, però in condizioni di maggiore legalità, trasparenza e responsabilità sociale. Purtroppo quello che vediamo invece, in particolar modo dal governo, non tanto e solo dalla maggioranza che lo sostiene, ma dal governo, è la volontà, da un lato, di demolire tutto quello che è stato fatto fino ad oggi sul fronte della risposta, sia in termini di prevenzione sia in termini di cura degli effetti del gioco d'azzardo. Perché l'anno scorso, con la legge di bilancio di quest'anno 2025, si è andato a cancellare l'osservatorio e il relativo fondo per il gioco patologico, che aveva dato negli ultimi 8 anni risultati importanti di dialogo tra le regioni, gli enti locali, il terzo settore, la campagna Mettiamoci in Gioco in particolare, che riunisce tante associazioni che si occupano di chi viene colpito sul territorio. E queste risorse decurtate di quasi il 50% sono state messe dentro a un unico fondo per le dipendenze, genericamente intese, che già esisteva. Idem le attività, diciamo, che svolgeva l'osservatorio.
che fra l'altro ha messo in campo una serie di progetti molto importanti che hanno prodotto anche risultati sul fronte della prevenzione, oltre che della cura, diciamo, significativi, che sono andati diciamo nel cassetto anziché essere ulteriormente valorizzati. E dall'altro quest'anno abbiamo assistito, dopo che ci eravamo battuti negli anni scorsi per tenere il punto, e questo anche con un'alleanza abbastanza trasversale, il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo. Hanno provato a diciamo toglierlo, tant'è che anche sulla legge di bilancio di quest'anno, con un emendamento a prima firma del senatore Lotito, guarda caso, che poi è stato ritirato, però hanno provato a togliere questo divieto, perché hanno la pressione delle società di calcio in particolare, che diciamo in grande difficoltà sul fronte del far quadrare i conti, avevano bisogno di provare a liberare questa anche questo via di finanziamento. Terza ed ultima cosa, poi diciamo mi fermo, l'accessibilità dei dati, perché nella finanziaria del 2023, scusa, nella delega fiscale, chiedo scusa, che è stata approvata nel 2023, quella iniziale, che aveva previsto fra l'altro che la riforma del gioco sia online che fisico doveva chiudersi entro il 31/12 di quest'anno, ma poi hanno prorogato al 2026, avevamo fatto approvare un emendamento che consentiva l'accessibilità dei dati sul gioco d'azzardo, sia della parte del giocato divisa per territori, comuni, eccetera, sia per quanto riguarda l'accessibilità ai dati dei soggetti colpiti in disponibilità dell'USL, da mettere a disposizione dei comuni e del terzo settore. Era stato approvato un emendamento in tal senso, salvo poi verificare che negli altri passaggi di attuazione della delega fiscale questa ha trovato tanti punti di resistenza, fino ad arrivare al fatto che l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, a domanda specifica di alcune associazioni del terzo settore, ha risposto che si violava, non davano i dati perché si violava la privacy dei soggetti specifici coinvolti. Dopodiché io e il collega Merola, ex sindaco di Bologna, abbiamo fatto un'interrogazione chiedendo espressamente i dati, e quei dati ci sono stati forniti e li abbiamo messi a disposizione dell'associazione del terzo settore. Ma non può essere che la strada sia soltanto quella, ci deve essere una trasparenza e un'accessibilità dei dati, perché parliamo di milioni di persone coinvolte nel nostro paese e centinaia di migliaia di famiglie purtroppo colpite dall'azzardo patologico. Sì, esatto. Ecco, una cosa che mi indigna sempre è quando leggo questi articoli di giornale, soprattutto su quelli locali, che succede sulle pagine locali, vinti 5.000 euro, vinti 10.000 euro, che insomma 10.000 euro non è che cambiano la vita. Oppure questi fogli tappezzati sui tabaccai con qui vinti 12.000 euro, qui vinti 5.000 euro. Cioè, queste forme pubblicitarie non è che si possono eliminare. Sono forme surrettizie di pubblicità, ma aggiungo di più. Noi abbiamo avuto contatti con diverse sezioni provinciali della Federazione Tabaccai, che ci hanno denunciato il fatto che diciamo, i concessionari dei giochi, delle lotterie istantanee, sostanzialmente gratta e vinci in testa, in un qualche modo li stimolano, li sovvenzionano, più ne vendono più aumenta l'aggio per i punti vendita, ovviamente con un circolo vizioso che
loro hanno voluto denunciarci, lo hanno fatto anche pubblicamente, perché in alcuni casi sono arrivati anche a pressioni importanti, purché ci sia un aumento della vendita di quel tipo di lotterie, che non dimentichiamo sono le lotterie che più di altre attecchiscono nelle categorie più deboli dei nostri comuni, gli Certo. anziani, i Sì, sì. pensionati, quelli che ne fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, i disoccupati, i cittadini stranieri, insomma, che comunque in alcuni casi pensano di trovare la fortuna in quel modo, Sì. salvo poi invece sperperarsi in quel modo molta parte delle poche risorse che hanno a disposizione. Onorevole Stefano Vaccari, la ringrazio. Se vuole rimanere sul nostro cestello della mongolfiera può rimanere, perché adesso vorrei sentire Rocco Pezzulli, Grazie. coordinatore appunto della comunicazione di Caritas Italiana, che Caritas Italiana è intervenuta appunto su questo Win for Italia Team, il nuovo gioco che inizierà a gennaio, sembra, e appunto con il suo responsabile Don Marco Pagnello dice: legare il sostegno allo sport all'ampliamento all'azzardo è un cortocircuito culturale e sociale, e che poco si affina con lo sport, no Rocco? Sì, intanto grazie per questa opportunità di parlarne in questi termini, insomma è già importante questo spazio. Però tengo a dire che il nostro interesse, l'interesse di Caritas su questo tema in particolare, parte dai centri d'ascolto territoriali. E cioè, perché Caritas si è interessata e si interessa ancora in maniera così specifica a questa pratica? Perché i centri d'ascolto rilevano sempre più e sempre in numero maggiore la correlazione tra impoverimento e appunto pratica dell'azzardo. Sono tantissime le persone che si rivolgono a noi perché provano a venire fuori da questo circolo vizioso, o comunque perché risultano impoverite anche grazie insomma, a questa pratica. Ed è stata una riflessione così ampia che ha portato Caritas, diciamo così, tra le altre cose, a fare due cose, sì, ad entrare in campo con due dimensioni specifiche. La prima, in ordine di tempo, a febbraio abbiamo presentato questo progetto che si chiama Vince chi smette, e cioè per provare a rispondere a questa esigenza, a questa povertà diffusa che di tanto in tanto viene fuori e che viene fuori sempre con maggiore forza. Caritas ha pensato a livello nazionale di investire su un progetto di animazione territoriale, lo definiamo così, che mira ad aumentare la consapevolezza, investe sulla comunità, sulla necessità delle comunità stesse di farsi carico e prendersi cura di questa attenzione, perché di fatto un cambiamento possibile nasce a partire dal basso. Questa è un po' la nostra, insomma, il nostro obiettivo, quantomeno la nostra certezza. E quindi è lì che si va a lavorare di investire con questo, ripeto, progetto insomma abbastanza strutturato. Lo ripeto, vince chi smette, c'è un sito a disposizione con determinati strumenti, insomma, ed è una prima strada, cioè quella dell'educazione che parte dal basso e che noi definiamo come animazione di comunità. La seconda, insomma, il secondo spazio dedicato a questo tema importante, ripeto, tra le altre esperienze, è stato il capitolo del rapporto povertà che noi presentiamo a novembre. Di fatto il rapporto povertà mette dentro per noi le attenzioni principali, o comunque prova a testare il polso del paese, insomma, rispetto a quelle che sono le principali, ripeto, povertà o anche risorse. E quest'anno uno dei focus tra gli altri è stato proprio quello della pratica dell'azzardo. Io, insomma, se ne ho la possibilità, provo solo a rilanciare Certo. qualche dato che devo dire mi ha impressionato rispetto alla proporzione, che devo essere sincero, da lettore, insomma, poi del rapporto che pubblichiamo mi hanno particolarmente impressionato. Però sono 157 miliardi, insomma, giusto per dare il dato economico nel 2024, le cifre giocate. Ma la cosa che mi ha colpito, insomma, in maniera negativa è che sono 835 milioni le ore che gli italiani, insomma, insomma, Perdono. non sto andando nello specifico, gli italiani impegnano in questa pratica. Cioè, per una correlazione così, insomma, semplicissima, sono 104 milioni le giornate lavorative che gli italiani investono in questa pratica.
sono dati che ci restituiscono una proporzione, credo, insomma, chiarissima del fenomeno che anche con fatica, ma noi proviamo a non definire gioco perché la correlazione non esiste tra il gioco e l'azzardo, quindi proviamo anche nel linguaggio, no, a A cambiare cambiare. la rotta rispetto a questo tema, e da qui nasce quindi il comunicato, le parole del direttore che ha citato rispetto all'ultima ipotesi insomma, di un nuovo strumento che entra a far parte del parterre di quanto già esiste, di quanto è già diffuso, e che tra l'altro associato allo sport, insomma, ci appariva particolarmente e ulteriormente stonato. E per valori che le due cose riteniamo siano portatrici, cioè l'una contro l'altra di base, ma anche proprio come aggiunta di un'ulteriore proposta che riteniamo, ecco, non sia insomma, sia già abbastanza e forse anche più rispetto a quanto sarebbe necessario, ma vi ascoltavo prima, insomma, sono poi temi che sono già emersi ampiamente, ecco, e Sì, sì, sì. mi trovano d'accordo. Ecco, già il grattare, no? La pentola al fondo per trovare sempre dei soldi per andare avanti su dove non si riesce a trovarli, diciamo, tra il pubblico, tra i privati, insomma, è un po' sconcertante, no? Far sì che anche gli italiani, tutti quanti, partecipano in maniera anche quasi da irriverente, da presa in giro, partecipano alle spese di queste Olimpiadi, ma anche da quanto capisco come funziona questa nuova lotteria anche in tutto il mondo dello sport. Vince chi smette è una bella, io lo terrei, magari ci sentiremo anche un po' più avanti e parleremo, vediamo un po' anche nei vari comuni com'è la situazione, perché si fa poco, devo dire che si fa poco per far sì di far render conto, di creare questa consapevolezza che appunto vince chi non gioca. Si fa poco, ma mi permetto di Sì. aggiungere, è anche molto difficile fare in modo che le persone che poi cadono in questa pratica abbiano la diamo capacità, ma comunque abbiano il coraggio di venire fuori, insomma, di farsi aiutare. È una dimensione veramente complessa, anche per chi la vive in prima persona e che si fa fatica poi intanto a dire o a chiedere aiuto in qualche modo. E quindi un punto di partenza è davvero provare a costruire una rete territoriale di comunità, ce ne sono davvero tante, insomma, prima si citava la campagna Mettiamoci in gioco, insomma, per citarne una. Questo progetto è fatto tra Caritas lo realizza in collaborazione con la FICT, che è la Fondazione Italiana Comunità Terapeutiche, no? Per dire, insomma, c'è bisogno di fare rete da questo punto di vista, sono tantissimi giocatori e giocatori patologici. Mi è capitato tra le mani il rapporto di Libera, mi scuserete, non mi ricordo insomma il titolo, che però riportava il dato dell'Istituto Superiore di Sanità che diceva che sono 90.000 i giovani non a rischio insomma, di cadere in questa pratica, ma giocatori problematici, 90.000 minori. Insomma, i dati supportano la necessità di entrare in campo in questo senso, cioè di fare la nostra parte, appunto di costruire rete, di fare squadra. Ecco, adesso sì, e qui lo sport c'entra tantissimo, ma per contrastare questo fenomeno. Ecco, vorrei far intervenire nuovamente. Sì? Prego. Se posso semplicemente Sì. aggiungere una considerazione rispetto alle cose che diceva Pezzullo, perché quello che diciamo è stato fatto l'anno scorso, togliendo diciamo, l'esperienza accumulata in 8 anni dall'Osservatorio nazionale sul gioco d'azzardo patologico, con le risorse che erano 50 milioni che erano state stanziate e mai tolte, anzi aumentate nel corso del tempo, è proprio quello che diciamo, queste risorse andavano a finanziare progetti che tramite le istituzioni e il terzo settore venivano messi in campo, da un lato per prevenire, come il progetto di Caritas, dall'altro per curare, perché non dimentichiamo che tutte queste migliaia di persone sono quelle che emergono
e trovano il coraggio di segnalare la propria condizione, vanno a carico dei servizi sociali, delle aziende sanitarie, dei comuni, sociosanitari, e quindi diciamo è un costo che la società si sobbarca per provare a far uscire dalla dipendenza, perché stiamo parlando di questo, decine, centinaia di migliaia di persone in tutto il paese, ed è una punta quella che emerge, Certo. perché sotto ce ne sono invece tante altre. Quindi il danno che è stato fatto con quella scelta è drammatico, e nelle parole che Pezzullo diceva si evidenzia molto bene, perché nel momento in cui ti viene meno una copertura nazionale che ha, diciamo, nelle regioni punti di riferimento e poi nei comuni, con delle risorse, con delle progettualità, delle esperienze che si possono anche condividere, delle buone pratiche che possono essere replicate, eccetera, eccetera, è chiaro che diventa tutto più complicato. E volevo concludere con Giuseppe, perché anche Giuseppe ha fatto un articolo, mi pare che sia oggi, no? Mi dicevi, sul Fatto Quotidiano Online. Sul Fatto Quotidiano ho ripreso quel documento che è partito poi da voi, da Caritas, da altre associazioni, che è partito da Milano, che è costituita una presa di posizione molto, molto chiara, molto netta. Ma d'altra parte, sul tema della ludopatia e di questa lotteria cosa indica? Che alla fine sono sempre i soldi a fare. Adesso non voglio tornare al titolo La montagna di soldi, ma si spendono talmente tante risorse per le Olimpiadi che ne servono. Difatti lo dimostra quell'aver speso 500 milioni in più per organizzarle. C'è bisogno di soldi. Prima osservazione. La seconda è che i soldi ci sono, e questo lo dimostra anche il Vaccari, che non so se sia ancora collegato, è quello che diceva. Sì. Un fondo di 50 milioni, qua pensate a quanti soldi spendiamo per le Olimpiadi, 50 milioni di un fondo che interviene sulle persone, sull'educazione, sulla maturazione personale. E poi terza osservazione, che la lotteria sullo sport è l'esatto è agli antipodi dello sport, perché lo sport è fatica, costruzione, allenamento, acquisire una specialità, superare anche i propri limiti. Il gioco d'azzardo è un colpo di spugna alla vita, l'illusione che con un colpo e con un numero si sono risolti tutti i problemi della vita. È l'esatto antipodo, e sono agli antipodi opposti, per cui quando anche nella presentazione delle Olimpiadi bisogna fare promozione dello sport in Italia. Questo è uno degli obiettivi, non sono solo le gare, ma anche promuovere lo sport con la sua etica. Qui siamo esattamente all'opposto con questa lotteria. E perché la fanno? La fanno perché devono sanare i buchi di bilancio, molto, molto banalmente. Ecco. Ma allora la politica deve farsi carico di una valenza etica, deve dare degli obiettivi, deve aiutare la gente, non deve assicurare le scorciatoie, garantire le scorciatoie sotto la forma di poter giocare, perché tanto poi è un introito anche per lo Stato. Giusto? È tutta una partita di giro, sono risorse e tanto si bruciano le esistenze e le vite. Ecco, questo volevo dire. Mi viene in mente anche sì. se le entrate per lo Stato sono sempre rimaste uguali. È aumentata la giocata da 108, erano 108 miliardi nel 2018, sono diventati 157 l'anno scorso, ma le entrate sono sempre rimaste 11 miliardi. Questo è interessante. Ci sono aumentate. E chi li guadagna questi soldi extra? La rete un po' i giocatori, ovviamente, sì, perché non siamo noi i giocatori, ma ovviamente rimane in pancia ai concessionari e quello che viene dopo i concessionari, ecco, tutti gli operatori del settore. Ecco, volevo dire la rete, siccome la nostra associazione si chiama La Rete, non siamo certo noi. Volevo fare una battuta, no? Era una battuta che ci stava.
Assolutamente, chiedo scusa. No, figuriamoci. L'assonanza. Figuriamoci. No, mi veniva in mente l'unico gioco, diciamo, d'azzardo che c'era per lo sport era il Totocalcio. Non vi ricordate il Totocalcio? Ma quello forse era un pochino diverso, no? Come lotteria. Chi vuole intervenire? Beh, il Totocalcio era fondato anche, poi ci sono state le truffe anche nel Totocalcio, figuriamoci, perché diciamo, come in qualsiasi gioco si trovano anche Sì, dove ci sono i soldi, sempre ci sono sempre... Sì, gli esatto. escamotage per provare a truffare le regole. Però il Totocalcio era fondato, diciamo, su il principio della conoscenza dello sport a cui si faceva riferimento, cioè il calcio, e quindi a previsioni rispetto ai risultati, la vittoria, il pareggio, la sconfitta, e una previsione che comunque teneva conto anche di un minimo di conoscenza del campionato, delle squadre e quant'altro. Come diceva lei, era qualcosa di molto diverso. Grattare con una moneta su un foglietto, diciamo, per vedere che numeri viene Sì. è un'altra cosa. Anche perché poi, esatto, il gioco, quello di adesso, è istantaneo e subito, mentre diciamo che il Totocalcio giocavi il sabato, aspettavi la domenica, aspettavi il montepremi, insomma c'era tutto... C'era una vincita un po' differenziata, Sì. anche per quanti risultati centravi, insomma, Certo. era una cosa molto molto diversa. E aggiungo che quando c'era il Totocalcio non c'era la possibilità di giocare online. Oggi l'online è esatto. l'altra frontiera dell'azzardo e tiene nascosta, insomma, una buona parte di persone che non hanno più la necessità di dover pubblicamente Uscire, andare certo. a uscire, andare a acquistare cose, e non so quanto i controlli rispetto alla legalità sia poi garantito, ecco, da questo punto di vista. Va bene. Nel 2020 l'online è raddoppiato Ecco. dal dopo Covid, mentre ed è salito molto di più, di quasi 15 miliardi sopra al livello pre-Covid, mentre il gioco fisico è ancora sotto di qualche miliardo di gettito rispetto al pre-Covid. Quindi la dice lunga, perché lo Stato ha riformato solo il gioco online perché era quello che poteva dare anche il maggiore ulteriore sviluppo, e purtroppo ha peggiorato di molto la situazione. Va bene, io vi ringrazio per questo salottino che abbiamo fatto sulla nostra mongolfiera del Giro del Mondo in 80 giorni. Ringrazio Giuseppe Pietrobelli, scrittore e giornalista del Fatto, per il suo libro Una montagna di soldi. Grazie Giuseppe. Grazie a voi. Grazie a Stefano Vaccari, deputato PD dell'intergruppo anti... Adesso non mi viene in mente più, è troppo lungo la frase. Bene, grazie a voi. Grazie mille. E Rocco Pezzulli per la comunicazione, ha detto la comunicazione, lo abbrevio di Caritas Italiana. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. Yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From
Have Yourself a Merry Christmas, CT Bandland per Natale con voi. E niente, finiamo questa puntata, questa nona puntata del Giro del Mondo in 80 giorni. Non so se ci sentiamo martedì prossimo, ma intanto vi faccio gli auguri di buon Natale a tutti quanti, ai nostri ascoltatori, e anche un buon Santo Stefano, che ci si ricorda sempre poco del Santo Stefano che arriva dopo Natale, che è molto importante. Dopo aver fatto la festa di Natale, avere anche una giornata in più con Santo Stefano. Ringrazio allora i nostri ospiti di oggi, che sono stati Daniele Scarpa, olimpionico, Giuseppe Pietrobelli, scrittore e giornalista, Stefano Vaccari, deputato del PD, Rocco Pezzullo, Comunicazione Caritas Italiana. Ci doveva essere Samia Buomare, ma non siamo riusciti ad avere il collegamento, che facciamo gli auguri perché un paio di giorni fa era il suo compleanno. E che dire, grazie a tutti per averci ascoltato, per avermi ascoltato, era in versione single questa puntata, e mettiamo la sigla finale e vi aspetto martedì prossimo anche con Rossella. Ciao a tutti, buon Natale. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo a martedì prossimo.